Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sul Napoli. Andiamo al video. Alexander Sørloth lascerà l'Atletico Madrid quest'estate, a meno di colpi di scena inaspettati. L'attaccante norvegese non rientra nei piani principali del club per la prossima stagione e la dirigenza del Metropolitano sta già lavorando a uno scenario ben definito: assicurarsi una cessione importante che permetta di recuperare buona parte dell'investimento e liberare spazio per nuovi acquisti in attacco. L'Italia si profila come la destinazione più probabile, con Juventus e Napoli in lizza per il giocatore, che potrebbe fruttare all'Atletico circa 35 milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il caso di Alexander Sørloth è particolare perché le sue statistiche non sono male. Il norvegese ha dimostrato capacità realizzative, forza in area di rigore e una chiara abilità nel creare pericoli quando la squadra lo trova in posizione per finalizzare. Tuttavia, non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso sotto la guida di Diego Pablo Simeone. La sua partenza non è dovuta solo a problemi di rendimento, ma anche alla necessità di integrarsi nella squadra, a considerazioni di pianificazione e all'esigenza di rinnovare un reparto offensivo che potrebbe subire cambiamenti significativi durante la finestra di mercato. L'Atletico Madrid ha preso la sua decisione. Alexander Sørloth è uno dei giocatori che dovrebbero partire se dovesse arrivare un'offerta che soddisfi le richieste del club. I Rojiblancos non vogliono cedere l'attaccante per una cifra irrisoria, soprattutto perché gode ancora di un'ottima reputazione in Europa e il suo contratto permette loro di negoziare da una posizione relativamente forte. Il valore in discussione si aggira intorno ai 35 milioni di euro, anche se l'Atletico potrebbe tentare di avvicinarsi ai 40 milioni se la trattativa con il club italiano si intensificasse. La situazione avvantaggia l'Atletico Madrid. Fino a pochi giorni fa, la Juventus sembrava essere il club meglio posizionato per concludere l'affare. Il club torinese sta trattando da tempo e vede in Alexander Sørloth la soluzione ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il norvegese corrisponde al profilo ricercato dal club italiano: un attaccante forte fisicamente, con esperienza internazionale e la capacità di produrre risultati immediati senza bisogno di un lungo periodo di adattamento. Il problema per la Juventus è che l'Atletico Madrid non accetterà qualsiasi offerta. Le cifre iniziali proposte dal Torino erano ben al di sotto delle richieste dell'Atletico, ed è questo che mantiene aperte le trattative. Il club italiano vuole ribassare il prezzo, ma l'Atletico sa che non c'è fretta. Se altre squadre sono interessate, aspettare potrebbe essere la strategia migliore. L'ingresso del Napoli nella corsa cambia completamente lo scenario. L'attuale progetto napoletano è alla ricerca di un attaccante affidabile e ha individuato Alexander Sørloth come obiettivo, aumentando la pressione sulla Juventus, che sembrava in vantaggio. L'ingresso del club del Sud Italia potrebbe far salire il prezzo e avvicinarlo considerevolmente alle cifre richieste dall'Atletico Madrid. Per il Napoli, l'acquisto avrebbe perfettamente senso dal punto di vista sportivo. Alexander Sørloth è un attaccante di tipo diverso, capace di pressare i difensori, attaccare i cross e rappresentare un punto di riferimento chiaro in fase offensiva all'interno dell'area di rigore. In un campionato come la Serie A, dove le partite sono solitamente impegnative dal punto di vista tattico e gli spazi sono limitati, un attaccante con le sue caratteristiche può essere preziosissimo. La sua abilità nel gioco aereo, la forza fisica e la capacità di proteggere palla a spalle alla porta si adattano a diversi schemi offensivi. La Juventus, dal canto suo, non vuole perdere terreno. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare il reparto offensivo e stanno lavorando alla trattativa da giorni. Aver avviato i contatti per primi potrebbe dare loro un leggero vantaggio, ma non decisivo. Se il Napoli decidesse di spingere di più, con un'offerta vicina ai 35 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Anche l'Atletico Madrid vede questa operazione da un punto di vista finanziario. La cessione di Alexander Sørloth per circa 35 milioni di euro libererebbe risorse per un ruolo più attivo sul mercato. Il club ha diversi problemi da risolvere e ha bisogno di riorganizzare la rosa sia in campo che fuori. Una partenza significativa in attacco potrebbe aprire la strada a nuovi acquisti. Inoltre, il norvegese sembra non intenzionato a rimanere a meno che non gli venga offerto un ruolo da protagonista. Alexander Sørloth ha bisogno di giocare, fiducia e continuità. Ha avuto alcuni momenti positivi al Metropolitano, ma non si è ancora affermato come centravanti principale del progetto. L'Italia può offrirgli proprio questo: una destinazione competitiva, un ruolo importante e l'opportunità di rilanciare la sua carriera in uno dei campionati più importanti d'Europa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!